buongiorno, eccoci qua, ben trovati con Ore 7, è arrivato il momento dell'ospite, abbiamo qui con noi Fabio Feruglio, direttore di Friuli Innovazione, buongiorno. Buongiorno, grazie dell'invito. Allora, l'occasione è l'evento di domani, da 0 a 1, dall'idea all'impresa, un appuntamento proprio a Friuli Innovazione, in cui si parlerà di networking per neoimprenditori e per le start-up. Allora, partiamo dal programma. Innanzitutto verranno presentate 2 competizioni. Sì, domani si presentano sostanzialmente 2 iniziative, una è quella di Unicredit, un gruppo bancario col quale da tempo collaboriamo, l'altra è ormai un appuntamento fisso di Friuli Innovazione che da qualche anno propone un proprio bando alle imprese a favore delle idee delle start-up del territorio. Ecco, per partecipare ci si può iscrivere sul sito internet? Sì, certamente c'è tutto sul sito internet, però vi invitiamo domani a venire direttamente a vedere dopo. E ad ascoltare cosa vi diremo e comprendere tutte le opportunità e i servizi che saranno messi a disposizione. Per il momento quanti sono gli iscritti? Gli iscritti sono in crescita, abbiamo da poco completato un bando per le idee, questo sulle start-up si aprirà nei prossimi giorni e verrà chiuso verso la fine di aprile, quindi sarà avviato domani la registrazione. E dopo invece, lasciamo perdere per un attimo il centro dell'iniziativa, andiamo alla fine, invece verranno presentati 2 start-up di successo, Vegea e Quing. Siving, sì. Saranno 2 casi perché è attraverso l'esempio che è più facile magari stimolare o dare fiducia agli aspiranti imprenditori, in particolare Siving è la start-up che ha vinto lo scorso anno il bando di Friuli Innovazione, ha sviluppato qui la sua piattaforma per facilitare le operazioni di recruiting da parte delle corporate, quindi delle grandi aziende, di ricerca e selezione del personale e poi... in videoconferenza questo, giusto? Questo in videoconferenza perché loro hanno adesso la sede a Milano, stanno crescendo molto rapidamente e si sono baricentrati su un'area di business internazionale molto Quindi importante. Milano è il posto giusto dove... È uno dei posti. Ecco, mentre Vegea si parla di... È una cosa molto curiosa. Vegea è una startup che porterà Unicredit e ce la presenteranno domani. Hanno ideato un biomateriale che recupera le vinacce per trasformarle in ecopelle. Ecco, Sì, vedremo un po' poi come riescono a ottenere questo materiale e poi come riescono a promuoverlo sul mercato. Mentre in mezzo il succo è invece una tavola rotonda sull'ecosistema dell'innovazione. Di cosa si tratta? In grandi linee. Direi che sarà certamente un momento di grande interesse visto la qualità dei partecipanti. Ci sarà, abbiamo visto la Camera di Commercio, Confindustria, l'Università, ovviamente Unicredit e GLP. Quindi tutti gli attori del territorio, tutti coloro che contribuiscono e hanno comunque la finalità di far crescere questo territorio. Con ecosistema si intende, dicevamo prima, ne parlavamo prima mentre facevamo 2 chiacchiere, si tratta un po' del sistema nel suo complesso, che dovrebbe aiutare. Ecosistema ormai è una parola un po' abusata, vorrebbe esprimere l'idea di attori diversi che sviluppano una visione comune e a questa contribuiscono con le loro competenze e con le loro risorse. Il tema della nuova imprenditorialità è prioritario perché è importante che i figli dei vecchi imprenditori continuino a fare gli imprenditori, ma questo non basta per avere delle prostative di crescita e di sviluppo. Ci vogliono nuove aziende. Ci vogliono nuove imprese. Ecco, qual è lo stato dell'arte per quanto riguarda le start-up e le nuove imprese in Friuli Venezia Giulia? Allora, arriviamo al Friuli Venezia Giulia da una panoramica generale a livello italiano. In Italia ci sono circa 8.700 start-up. La legge sulle start-up in Italia è del 2012, è ben rodata? Comincia ad essere rodata, fu all'epoca una legge innovativa, viene monitorata, ci sono dati e statistiche, alcune le ho raccolte proprio prima di venire qui.
Però quello che emerge è che queste start-up sono ancora piccole. 7 su 10 di queste start-up, di queste 8.700 start-up, fatturano meno di 100.000 euro. Quindi si tratta del fatturato di un piccolo negozio. Assolutamente, e gran parte, l'aspetto positivo è che gran parte di queste sono fondate e vi lavorano laureati o dottorati, quindi danno un notevole contributo all'innovazione. Quindi un'alta qualità dell'imprenditore. Un'alta qualità della formazione dell'imprenditore. Un'alta qualità, diciamo, prevalentemente tecnica. In generale quello che manca nel nostro paese è l'educazione all'imprenditorialità. Quindi il fatto di conoscere come funziona l'impresa e di sapere quali sono i criteri per cui un'impresa può crescere e svilupparsi. Se noi pensiamo anche al percorso di studi dalle scuole superiori all'università, non veniamo mai a contatto con qualche conoscenza o formazione di questo tipo, a meno che uno non scelga delle facoltà molto specialistiche. Sì. E questo ci mette in svantaggio rispetto agli altri paesi d'Europa. Ecco, è solo una questione di formazione di scuola o è proprio una mentalità radicata, avversa? Beh, credo che innanzitutto sia una questione di scuola, nel senso che noi guardiamo spesso agli Stati Uniti. Alcuni anni fa abbiamo portato in regione un'iniziativa che si chiama Junior Achievement, che andava nelle scuole, si portava nelle scuole dei mentori, dei professionisti che insieme agli insegnanti raccontavano ai ragazzi come sviluppare un'idea di impresa. Loro lavoravano alcuni mesi su questa idea di impresa e poi venivano a raccontarla e a presentarla in una competizione regionale. Allora, questa iniziativa qui è arrivata in Italia all'inizio degli anni 2000, 2004, 2005. Quindi oltre 10 anni fa. È partita negli Stati Uniti nel 1919. È arrivata con un secolo di ritardo. Quindi è arrivata con un secolo di ritardo. Quindi questo è un elemento di fondo. Gli elementi culturali sono quelli più lunghi da recuperare, soprattutto se non ci sono delle azioni trasversali, ma restano delle azioni puntuali, no? Quindi c'è la gara sulle start-up, si parla delle start-up quando c'è il bando, ma non si coltiva l'aspirazione imprenditoriale quotidianamente. Ecco, dicevamo 8.700 start-up, quante ce ne sono in Friuli Venezia Giulia? Allora, in Friuli Venezia Giulia ce ne sono 200 e siamo attorno al 13° posto. Quindi non siamo benissimo. Non siamo benissimo, bisognerebbe appunto attivarsi per andare a coltivare il territorio, perché molto spesso quello che vediamo e che incontriamo nell'incubatore di Friuli Innovazione, che è stato il primo incubatore della regione ed è stato avviato più di 10 anni fa dalla professoressa Compagno, troviamo dei giovani che dal punto di vista delle competenze scientifiche, tecniche, tecnologiche, l'informatico che sa fare il suo lavoro, eccetera. Di altissimo livello, no? Però non riescono a tradurle in idea di impresa, non riescono a collegarle rapidamente al mercato. Paradossalmente sono più pronti a fare i dipendenti che a fare i... No, molto spesso c'è l'aspirazione di essere autonomi e non essere dipendenti. Però molto spesso c'è anche l'aspirazione continua di lavorare sempre su qualcosa di nuovo e quindi anche di sviluppare idee e servizi di estremo interesse, però sono dedicati ad un unico cliente, non sono spesso capaci di capitalizzarli e quindi di trasferirli ad altri clienti. Ad allargare il business. Ad allargare il business, perché magari provenendo da una mentalità da ricercatore quando ha trovato qualcosa ha finito il suo lavoro, deve mettersi a cercare qualcos'altro. L'imprenditore quando ha trovato qualcosa deve mettersi a svilupparla per metterla sempre più a frutto. Ecco, spesso si dice ma qui mancano i capitali, cioè, le idee ci sono, mancano i soldi, è vero? No, non è vero, perché direi che di risorse finanziarie non ce ne sono mai state tante come in questo periodo, purtroppo mancano le ottime idee. Recentemente, sempre nell'ambito di un progetto europeo, perché l'incubatore di Friuli Innovazione si mantiene attraverso progetti, quindi i servizi che noi eroghiamo al territorio vengono sostanzialmente pagati da risorse che andiamo a prendere in Europa, quindi non costano nulla. Allo Stato? No.
E questo ci mette in notevole difficoltà perché dobbiamo cercare le risorse e poi metterle a terra sul territorio. Abbiamo visto ad esempio in Austria Vienna, certo Vienna è una capitale, però il municipio di Vienna dedica ogni anno 35 milioni di euro alle start-up su programmi. Solo il municipio? Solo la municipalità di Vienna. E quindi questo mette in moto un sistema di un certo tipo. E quindi vuol dire che c'è lavoro in città e quindi migliora la raccolta. C'è anche attrazione, no? Lì abbiamo incontrato un acceleratore privato che attrae start-up per mettere in relazione con le grandi corporation. E anche questo è un aspetto particolarmente interessante. Le grandi corporation pagano per essere messe in contatto con un certo tipo di start-up. Perché molti imprenditori, una volta che hanno sviluppato l'idea, preferiscono non andare avanti, cedere in blocco, vendere, cioè fare cassa. A volte questo succede, però possono esserci delle sinergie, dei meccanismi di vantaggio reciproco, perché la grande azienda può cogliere qualche aspetto di utilità immediata per il suo business in un'idea o in un prodotto, in un servizio che viene sviluppato da una startup con una nuova tecnologia, con una nuova piattaforma, con dei nuove idee, un nuovo business. Sì. E questo è un elemento che avevamo accarezzato qualche tempo fa nella logica delle restart-up. Noi abbiamo tante piccole e medie aziende, magari qualcuna ha perso qualche treno sull'innovazione, sulla competitività, riuscire a metterle in contatto con chi invece sta sviluppando la sua startup darebbe dei grandi vantaggi quando questo contatto, questo tipo di sinergia possa funzionare. Un'ultima domanda, una cosa che viene spesso detta è che in America c'è la cultura del fallimento, uno fallisce, pazienza, ci si rialza e si riparte. Si dice spesso che qua invece no, chi fallisce viene bastonato. Com'è la situazione in realtà? Beh, poi la situazione ovviamente non è mai né bianca né nera, no? Mi verrebbe da dire, ripeto, con una battuta, che è vero nella cultura americana, che conosco perché ero parte di una società americana prima di entrare in Friuli Innovazione, hai la possibilità di fallire, ma se fallisci in modo sano, perché il fallimento dove tu hai tentato, hai giocato in modo pulito una tua esperienza e questa non ha funzionato, ti arricchisce dal punto di vista delle competenze e prossima volta diventi anche paradossalmente di maggiore interesse per gli investitori. Perché sei già passato. Sei già andato a sbattere da qualche parte una volta e quindi forse hai imparato da quella parte lì. In Italia il tema del fallimento è vero quello che lei dice, però normalmente se noi leggiamo i giornali alla parola fallimento quasi sempre troviamo bancarotta fraudolenta e non sempre ci ricordiamo che il sistema legale degli Stati Uniti è diverso da quello del nostro paese. Bene, il tempo a nostra disposizione è finito, ricordiamo l'appuntamento domani 20 marzo alle 16 a Friuli Innovazione, ci sarà appunto la presentazione, la tavola rotonda e appunto la presentazione delle due competizioni. Ringraziamo Fabio Feruglio, direttore di Friuli Innovazione. Grazie a voi, buona giornata. E prima di passare al secondo ospite della giornata, perché oggi ne abbiamo due, ci prendiamo qualche minuto di pausa con la pubblicità.